Buongiorno! Buongiorno! Va, che splendida che sei oggi! Ah, spettacolo! Un fiorellino. Ho passato un weekend a riposare perché oggi è lunedì, siamo in ferie, siamo tutti e due in ferie, ci siamo presi un giorno e oggi siamo scappati in montagna dopo 2 giorni di festini, di uscite, di birra, spritz. Ci siamo andati alla pazza gioia, ma ogni tanto ci sta. Oggi ci troviamo negli spalti di Toro. Abbiamo parcheggiato la macchina poco sotto Rifugio Padova, che vi consiglio caldamente di venire a fare un salto se non siete mai stati. Ci troviamo in centro Cadore, sopra il lago di Calalzo di Cadore, e oggi siamo in direzione Cima Cadin degli Elmi. Adesso ci stiamo dirigendo a Forcella Spè e poi prenderemo la via normale verso la Cima Cadin degli Elmi. Intanto seguiteci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. Sgrondo acqua. Oddio. La foresta amazzonica mi sa che è meno umida. Mamma che caldo. Che schifo. Però bosco, uno spettacolo. Un sacco di verde, acqua. Bello, bello. Sara e le sue cenze. Sì, Ecco, sì, queste sono cenze, sono sentierini. Bene. Dove cacchio è sto attacco? Abbiamo appena passato Forcella Spè, adesso stiamo andando verso il bivacco Gervasutti. Poco prima dovremo prendere una deviazione per la via normale. Sì, che comunque abbiamo 2 relazioni, una di vie normali e una di orme verticali, 2 cose diverse. Boh, vabbè, proseguiamo. Eccolo lì. Piccolino. Bivacco Gervasutti. Guarda che bivacchetto. Matteo, ma sei mai venuto qui? Porca miseria! Sei perso negli spalti di Toro, ma a quanto pare
mare è anche conosciuto. Mamma no, Matteo, stavo scherzando. Cioè, nel senso... Vabbè, insomma... Attenzione ai topi. Entrata anche dal pavimento, non lasciare niente per terra, oh, cazzo. Che schifo. Ok, non è un bivacco che fa per me. Che schifo. Cos'è? Una ragnatela? Dai. Mamma. Ma... Eh. Che schifo. Dai, occhio sarà tutto. Qua ci vuole il pelo per dormire. Io l'ho tolto tutto, quindi no, non va per me. No, vabbè. Niente, dai. va bene, dai. Andiamo verso la cima che ci soddisfa di più di un bivacco. Allora, Boh. andiamo su per quel ghiaione lì. Raggiriamo uno sperone sulla destra e poi saliamo fino alla cimetta. Si vede la traccia? Comunque davano 3 ore di salita. Siamo 3 ore adesso. Che se Sara non vede la traccia mi va via di testa. Io ho bisogno di vedere il sentiero. Sei troppo viziata. Vabbè, sarò anche viziata. Femmina so. Femmina. Femmina. Dai, portami tu. Dai, portami tu. Beh, ti porto spesso io, Sì. Nelle varie uscite le organizzo spesso io. Che dopo tu mi tiri fuori dai casini, quello è un altro discorso. Però la mente qui è il cervello. La testa grossa. Voda. È qua. Voda. È tua. È mia. Sì, sì. Vabbè, dai. È giusto così, ognuno ha i suoi compiti, no? Giustissimo. Per questo, quando andavo a scuola, non ero mai un fenomeno. Cioè, io sono uscita col 70 e qui presente secchione con 98 Sì. alle superiori. Sì. Pensa che se ciò io mi sono concentrata su altro, Brava. sul divertimento, far festa. Cosa vorresti dire? Che ho avuto un'infanzia, Triste. adolescenza triste? Molto triste. Bene. Molto triste, però ti stai riprendendo con me, Stai riprendendo alla grande. Ma vai. Eh sì, caro mio. Bene, siamo arrivati in Forcella, adesso attendiamo Sara che arrivi, un goccio d'acqua e via in cima. Che selvaggi sti posti. Wow. E qui sale la normale. Che adesso sarà un viaggio a cercarla.
Siamo quasi. Per le nuvole, ma veramente una bella E via a valle. Qua il divertimento. Le scarpe, guarda che bel ghiaione, questo da fare in discesa, ragazzi, assolutamente. Allora, scarpa 1, beh, dai, poteva andare peggio, no, ma anche l'altra. Comunque Nico dice di no, ma per me sì, è stato uno dei ghiaioni più belli, veramente. Che bella! Guardati su le scarpe! ecco. Se qualche sponsor mi vuole finanziare un paio di scarpe sono ben accetto. No!
Guarda, si è distrutto. Guarda, Porca miseria. Sì, oltre a questo. È ora di cambiarle. quant'è che hanno? 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo. Comunque la suola, queste sono le mescalito della scarpa, la suola si consuma in frettissima, oltre che, boh, non so, a voi, vabbè, lasciamo perdere un po' la qualità. Infatti proverò altre marche, sicuramente, vediamo magari la sportiva, oppure anche le Accu, ho sentito bene. Se avete qualche consiglio da darmi su qualche buona scarpa d'avvicinamento e anche magari uno scarponcino estivo non pesante, magari semi-ramponabile, non sarebbe male. Io uso quelli sempre della scarpa e di belle, però mi fanno male, mi fanno vescica ovunque, quindi per l'invernale abbiamo preso Fitwel. Quello della Fitwel. Nico si trova bene, io insomma dai, così. Per me sono un spettacolo. Vabbè, insomma, comunque se qualche sponsor vuole finanziarmi un paio di scarpe, ben vengano, Sono ben accetti. Ben accetti, super accetti. Anche a me, Sì, esatto. Oh. Vabbè, quindi 2 paia di scarpe, volentieri. Grazie. Ecco, noi eravamo lì sopra. Esatto. Vediamo se riesco a indicarla. Ecco qui in cimetta. Siamo scesi per sto ghiaione Bellissimo. centrale, quello che divide la cima Sara si è Cadina. divertita un passo. Sara si è Io mi sono divertita. divertita tantissimo. Bello. Dai che andiamo. Bello. Oh, vediamo il rifugio Padova. Finalmente. Ma che spettacolo, è bellissimo. Meraviglioso. Uno dei più bei rifugi in zona. Veramente. Li trovo meravigliosi solo sulle Dolomiti di Brenta. Solo che adesso purtroppo li stanno un pochino troppo modernizzando e non mi piacciono. Qua ancora viviamo i vecchi rifugi di una volta con le finestre colorate, col tetto rosso, che bello. Poi hanno una cura particolare questi gestori, veramente c'è una cura incredibile proprio nella tenuta del parco vicino, dell'erba, ci sono tutte le sculture lungo il percorso, è meraviglioso, è veramente un'oasi di pace. Poi ci sono le mucche, il paesaggio è veramente incredibile e come vedrete dalle inquadrature che Nico farà è veramente un piccolo gioiellino. Eccoci qua, con una birra in mano, che a Sara. Speriamo che faccia bere un goccio. No, neanche un po'. Vi ringraziamo per la visione di questo video e alla prossima. Perché ho chiuso. Però è stato carino rispetto alle altre volte. Vai. Ciao ragazzi. Ciao.